Dunque, le storie che presenteremo stasera, 15 i minuti a disposizione di ognuno, infinite le idee in sala che potranno trovare ispirazione. Inizia Idee Vive 2024.
Sacrificio, team e passione sono i valori che hanno guidato la carriera sportiva nel mondo del tennis di Luca Serena, amministratore delegato di Serena Wines 1881, una delle più note e importanti aziende vinicole del territorio, conosciuta in tutto il mondo e di cui rappresenta la quinta generazione. Per 2 anni consecutivi numero 1 al mondo nella classifica Over 35. Con la maglia della nazionale, 3 volte campione del mondo e campione europeo con il Tennis Club di San Vendemiano. Di recente si è riconfermato all'apice durante i mondiali ITF di Lisbona, nella categoria Over 40, conquistando il titolo nel doppio maschile e l'argento nel doppio misto. Il suo palmarès è impressionante. Dal 2015 ha vinto oltre 30 titoli internazionali. È l'esempio di come la passione e la volontà possano trasformarsi in consapevolezza e competenza nel rafforzare da oltre 20 anni valori, reputazione e crescita aziendale, facendoli convivere con dedizione e successi per il tennis a livelli internazionali e traendone sicuramente da quest'ultimo ispirazione. A Idee Vive 2024, Luca Serena. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Luca. Buonasera. Ciao, come va? Bene. Ben arrivato a Idee Vive. Ci Grazie. beviamo un bicchiere insieme? Dobbiamo, visto Vista la la serata, vero? vocazione. Cin allora. Cin, Evviva. la nostra. Allora Luca, tanto volevo raccontarmi un po' con te di questa cosa, di questa tua passione per il tennis, di questa cosa che ti sta prendendo così tanto da farti vincere tutti questi tornei, queste affermazioni che hai avuto. Ci racconti un po' da dove parte questa passione? Beh, parte da Vittorio Veneto, perché penso che i primi tiri li ho fatti su una tapparella del vicino a la Viale della Vittoria. Adesso la via mi deve aiutare mia mamma perché era la casa dei miei nonni e mi divertivo a palleggiare in terrazza sul muro, solo che il muro era finto perché c'era una tapparella esterna che mi aiutava a non tirare la palla continuamente sulla via perché usciva dall'altra parte. E mi ricordo che da lì ho iniziato bum, 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 e mio nonno mi diceva: ma perché continui sempre e non ti stufi mai? E ho detto: mi piace questa cosa, avanti, avanti, avanti. E da lì è iniziata. Poi mia mamma mi ha portato a vederla giocare a Mareno di Piave e pian pianino ho iniziato ad allenarmi, a iniziare una carriera, diciamo, semi-agonistica. Poi a 12 anni ho praticato un po' di sport diversi, ho scelto il tennis perché mi dava qualcosa di diverso, ero da solo in campo a competere e mi piaceva e mi ha dato degli stimoli per continuare appunto questo sport. Parlavi della solitudine, no? In un campo da tennis si è soli, dicevamo prima, a parte un paio di russi un pochino fuori di testa, ma è difficile dar la colpa a qualcuno in un campo da tennis se non a se stessi. Spesso anche il ruolo dell'imprenditore si è un po' da soli a prendere delle decisioni, nonostante tutte le persone attorno che ci possono dare una mano. Il tuo ruolo di imprenditore, quanto ti aiuta nel campo da tennis e quanto quello che fai in un campo da tennis ti aiuta nel tuo ruolo di imprenditore? Allora, è chiaro che prima mi ha aiutato lo sport, perché lo sport mi ha insegnato una certa disciplina, ho avuto un'educazione sportiva comunque direi rigida, ho avuto dei maestri che mi hanno dato dei principi molto forti che senza l'allenamento non si arrivava ai risultati, e questo ovviamente è valido anche nel lavoro, perché senza i sacrifici quotidiani credo che poi sia difficile fare i risultati. Chiaro che poi l'esperienza di quando hai finito un percorso di studio, hai comunque fatto di fianco dei tornei internazionali, hai fatto delle esperienze all'estero dove magari la tua mente si è aperta per poter crescere e per poter vedere realtà diverse, poi le puoi applicare nell'azienda. L'azienda dopo cosa ti dà? Ti dà la consapevolezza di poter guidare un gruppo, di poter arrivare a dei risultati con il gruppo. Il tennis te lo dà relativamente, cioè devi fare le competizioni a squadre, che comunque a me hanno appassionato molto quando ho iniziato a far parte delle squadre a 18 anni, prima Bassano, poi Vicenza, poi ho iniziato i percorsi nelle squadre all'estero, quindi ho imparato a cosa vuol dire uno sport individuale, adattarlo comunque ad una squadra, perché
ci sono i doppi, ci sono comunque i risultati che non dipendono più solamente da te, che se vinci il tuo singolare sei soddisfatto, però è più importante quella domenica che vinca la squadra, e quindi questo poi con l'azienda aiuta a collaborare con le persone, e dall'altra parte l'azienda mi ha restituito un po' di consapevolezza appunto di quello che vuol dire andare d'accordo con tante persone, crescere di ruolo, perché comunque in azienda non sono nato imparato, ho dovuto fare anche io il mio percorso, poi ovviamente arrivi amministratore delegato, devi essere, anche se è un'azienda familiare, ma hai tante persone dietro che ti devono ascoltare, seguire e soprattutto poi aiutare nel raggiungere gli obiettivi. Una delle frasi che mi è sempre piaciuta di più parlando di tennis, no? L'ha detta un certo Gianni Clerici, che è probabilmente il più famoso giornalista sportivo di tennis, compianto, che diceva che il tennis è innovazione continua della tradizione. Sembra un gioco di parole, ma abbiamo visto come i materiali si evolvono, il gioco si evolve, ogni volta che arriva un nuovo giocatore è diverso. E tu fai parte della quinta generazione di un'azienda che è nata, come da vostro slogan, nel 1881, no? E quindi più tradizionale di quella. Quanto è importante innovarsi continuamente nel gioco del tennis, ma anche nell'azienda e nella vita aziendale di tutti i giorni? Beh, sei stato bravo, perché qua sono sicuro che hai letto il nostro sito, perché nel nostro sito c'è scritto 140 anni di storia con innovazione, tradizione e passione. Allora, devo dire, innovazione e tradizione nel campo vinicolo sono due parole inflazionate, però purché inflazionate è la verità. Cioè, la tradizione della cultura vinicola, ovviamente devi avere la passione di portarla avanti, però devi rispettare quello che è un ciclo della terra, dell'uva, e poi comunque, per quello che riguarda noi che siamo un'azienda di Prosecco, adattarti a quello che sono le metodologie per farlo, che sono molto moderne, tecnologiche, perché il Prosecco si fa in poco tempo in autoclave, che uno dice che grandi, che quantità, però il Prosecco, grazie a questo, alla tecnologia, ha fatto un successo mondiale. Oggi è il primo vino venduto al mondo e credo faccia dell'Italia è un fiore all'occhiello di quello che è il patrimonio italiano. Per quello che riguarda il tennis, qua devo dire la verità, io non sono uno che si è innovato, perché il mio gioco è rimasto un po', da quando ho capito che la mia predisposizione era quella di andare a rete e di fare i punti a rete, ho sempre battuto su quello, poi la condizione fisica pian piano negli anni peggiora e quindi arrivi a rete un po' più tardi, arrivi a rete un po' più stanco, arrivi a rete il primo set, il secondo arrivi a metà campo, il terzo speri di arrivare a finire la partita, però insomma forse l'innovazione è quella di arrivare a finire le partite, poi la tradizione è quella di farle. A proposito di tradizione nel tennis, oggi stavamo cercando e abbiamo trovato negli archivi questi due pezzi storici. Queste sono due racchette in legno del 1969 con le corde in budello, e questa è una pallina bianca che non si usa più dal 1972, perché hanno visto che colorandole di giallo i giocatori potevano vederci meglio in campo e si riusciva a evitare anche le righe, eccetera, eccetera. Però, come vedi, il gioco del tennis è questo, è una racchetta, è una pallina bianca, ti lascio la racchetta, questa è quella più bella, questa è quella meno apprezzata, ma insomma, e queste sono il gioco che piace a noi, anche a me piace molto, e che aiuta anche molto a scaricare la tensione. È un gioco in campo che ti permette di scioglierti, e credo che anche per te sia così quando giochi. Assolutamente sì, devo ringraziare tante volte il tennis, perché è sempre stata una valvola di sfogo di tanti magari nervosi presi. Non sono sicuramente un tipo tranquillo nella vita, sono un tipo iperattivo, appreso da mia madre, quindi devo fare qualcosa. Il tennis mi ha permesso di fare la stessa cosa, di battere sta pallina per tanto tempo, e quindi probabilmente mi aiutava a sfogarmi. Poi, se devo dire, questo è un attrezzo che emoziona qualsiasi tennista, perché questa è storia. Adesso giochiamo con attrezzature molto più moderne, giochiamo con attrezzature di cui la palla va, penso, 10 volte tanto di quello che andava una volta, però per quello che riguarda il mio gioco, questa è una racchetta che potrei ancora usare, perché il mio gioco è più precisione che non potenza, e quindi qualcosa è rimasto di quello che mi hai dato,
La pallina bianca l'ho usata qualche volta, ma la vedevo tanto male, però Sì. meglio la È terribile giocare con le palline bianche. Se volessi fare una chiusura per dire a un ragazzo giovane che magari dice, bah, ho tanti impegni, lo sport magari lo metto in secondo piano finché gli impegni sono talmente soverchianti da abbandonarlo del tutto. Cosa gli diresti in questo momento, tu che di impegni ne hai da imprenditore, ma che comunque il tempo allo sport, comunque di agonistico, lo ricavi? Credo che il suggerimento migliore che possa dare dopo tanti anni di esperienza, insomma, tra appunto studio e lavoro, un giovane deve avere la passione prima di tutto per quello che fa e capire cosa vuol dire veramente avere passione per qualcosa, e poi c'è la forza di volontà, cioè nelle cose arrivi se hai forza di volontà di applicarti, di fare, di ripetere anche delle cose noiose, perché gli allenamenti sicuramente delle volte risultano ripetitivi e noiosi, però poi la forza di volontà, la tenacia di perseguire gli obiettivi. Il tennis in questo è letale, perché veramente se non ti alleni in un certo modo, almeno da piccolo, per creare una mentalità, non ti perdona nulla, a meno che tu non abbia un talento incredibile. Però io scommetto che Sinner, che secondo me ha un talento incredibile, ad oggi credo che lo conosciate tutti cosa sta facendo a 22 anni, si alleni veramente tanto e abbia voglia di progredire, però la sua forza è che ha una testa e una maturità che magari gente dalla sua età non ha. E noi abbiamo la fortuna di averlo semi-italianizzato, anche se la sua provenienza è a 3 km dal confine, gli austriaci ce lo rinnegano, ma insomma, fortuna di averlo in Italia. Io la tenacia l'ho avuta, gli insegnamenti li ho avuti, non avevo grande talento, però l'applicazione, la ripetitività, grazie alla forza di volontà, mi ha fatto arrivare a tanti risultati. Poi sono come il vino, invecchio nel tempo, i migliori risultati li ho raggiunti dai 35 in su, proprio perché forse da giovane ho giocato un po' meno degli altri, perché ho iniziato la carriera lavorativa subito, ho studiato, e quindi credo che poi, ecco, il tennis è uno sport che ti consente di andare nel tempo, tu non ti molla e tu puoi praticarlo fino a quando stai bene fisicamente, chiaro, però a 80 anni ho visto tornei nel circuito che sto facendo di gente che gioca a 80 anni, che credetemi che è uno spettacolo. Grazie mille di questa chiacchierata, Luca, è stato veramente un piacere averti come primo ospite di questa edizione di Idee Vive, Idee Vive 2024. Luca Serena. Grazie mille, grazie dell'invito e complimenti per l'idea. Siamo stati dentro i tempi, quindi siamo stati anche bravi. Adesso possiamo bere ancora. Sì, possiamo farci un altro goccio alla facciamo. Sì. Grazie. Compositore, interprete, pittore e performer. Incentra la sua attività artistica sulla ricerca sinestetica grazie a opere multimediali in cui musica, colore e movimento possono coesistere in armonica simbiosi. Da sempre convinto che la musica possa aggregare a sé tutte le forme d'arte, le sue opere danno vita ad un'idea d'arte germinativa. Da un abbozzo iniziale nasce la prima opera, poi da un suo germoglio scaturisce la successiva, passando dalla composizione alla videoarte, alla pittura, alla creazione di manoscritti. La musica così trova il suo pieno sviluppo sotto svariate prospettive, utilizzando mezzi artistici differenti per analizzare e restituire una nuova e più completa idea di mondo. A Idee Vive 2024, Marco De Biasi. Funziona? Sì. Buonasera, come da buon musicista mi porto un leggio, così sono sicuro di non sbagliare. Allora, voi sapete che un frattale
Un frattale è una figura geometrica che ripete se stessa all'infinita, come il cavolo romano, che crea quelle strutture che si ripetono continuamente. Ecco, secondo me la musica, e più in particolare il suono, è come un frattale, cioè è la rappresentazione della vita che genera se stessa. E questo perché una nota, quando noi la ascoltiamo, non è solo la nota che ascoltiamo. Qui vedete un pentagramma con delle note. La prima nota laggiù in basso è un Do, che il maestro ci suona. Ecco, insieme a questa nota ci sono una serie di altre note che creano quello che noi chiamiamo timbro e sono i suoni armonici che sono contenuti nella nota principale che il maestro ci può far sentire. Ecco, questi suoni, se vediamo la prossima diapositiva, quando noi suoniamo una corda, questo è il suono principale e insieme a questo suono principale ci sono delle parziali armoniche che cominciano a risuonare insieme al suono principale ed ognuna è in proporzione con l'altra. Il primo suono armonico è la metà della corda, occupa lo spazio della metà della corda, il secondo suono armonico occupa un terzo, il quarto, un quinto, eccetera, così via, creando delle vibrazioni che sono sempre più acute. E quindi potremmo dire che, vediamo l'altra foto, potremmo dire che in un suono, questa è la rappresentazione delle parziali armoniche, sono contenuti tutti i suoni che noi conosciamo. E per quel che riguarda il colore, invece, rifacendomi alla teoria di Kandinsky esposta nello spirituale nell'arte, sono venuto a conoscere che anche i colori hanno il loro modo di relazionarsi tra loro. Infatti si dividono in colori primari, secondari, in colori terziari, colori caldi e colori freddi. E i colori tra loro hanno dei rapporti di complementarietà e di opposizione per il movimento che generano nell'occhio di chi li guarda. Così, mettendo insieme le due caratteristiche, quella del suono e quella del colore, attraverso un'intuizione che non è nata così per caso, ma è nata attraverso lo studio, un'intuizione che parte dalla storia, che va dalla filosofia pitagorica fino all'arte contemporanea, che passa per il Rinascimento con Arcimboldo, che è stato il primo a creare una relazione tra suono e colore, per la fisica di Newton e per tutte le sperimentazioni che nel Bauhaus, che è nato proprio insieme a Kandinsky, sono state fatte. Ho creato una relazione tra appunto la fisica del suono e le peculiarità del colore, per cui per me il Do è rosso, il Sol giallo, il Fa è blu. E se vediamo la foto successiva, ho cercato di visualizzare nelle ascisse le note fondamentali che noi abbiamo nella scala, e qui ci sono tutte e ripercorrono lo spettro cromatico. E invece, scusate, nelle ordinate, nelle ascisse invece c'è lo sviluppo di tutti i suoni fondamentali con gli armonici. E io utilizzo questo schema qui per comporre i miei pezzi in cui il suono e il colore viaggiano insieme. Questo perché mi piace pensare che la realtà, come noi la conosciamo, che è estremamente frammentata, la realtà è frammentata e anche il sapere è frammentato, ognuno di noi si specializza in maniera peculiare solo su un tema per poter dare un contributo, diciamo, alla società, perché è proprio attraverso lo studio specifico di una cosa che riusciamo a fare un passo avanti. Ma a me piace
l'idea di ritornare un po' indietro e di ritrovare quella matrice che unisce tutte le cose. E per questo ho creato un percorso che io chiamo di sintesi sinestetica, in cui diversi mezzi espressivi possono ricondurre in un'opera d'arte, secondo me, all'idea che originariamente è entrata dentro di me e ha fatto in modo che mi esprimessi con quell'opera, solamente che do allo spettatore non solamente un punto di vista che può essere la musica o la pittura o la fotografia, ma ne do diversi contemporaneamente. In questo modo, con più punti di vista, lo spettatore può avere un'idea migliore e più profonda di quello che io ho percepito nel momento in cui ho creato quest'opera. E così quest'idea di unire la musica con il colore è stata solo un trampolino, un punto di partenza per fare in modo che la musica potesse catalizzare intorno a sé tutta una serie di progetti. Qui per esempio c'è la relazione tra la musica e la pittura. Questo è un quadro che ho fatto in cui rappresento una chitarra, ma la pittura mi riconduce anche a poter creare delle strutture che vado ad inserire all'interno dei brani musicali, perché la struttura del quadro si rifà alla struttura del brano, per esempio, e i colori che sono inseriti nel quadro vengono trasformati in musica. Adesso spiegarvi come è un po' difficile e non c'è neanche una regola matematica che lo spiega, perché poi è una questione di sensazioni. La cosa bella è poter unire la regola con la creatività e quindi far diventare la regola un qualcosa di vivo, di fluido, di malleabile. Qui mi sono invece dedicato alla grafica. Questo è un quadro in cui su una tavola di legno, prima dipinta di bianco e poi dipinta di nero, ho inciso il disegno di un bonsai e dai rami di questo bonsai si dipartono i righi musicali e su questi righi ci sono le note del brano che ho scritto. Quindi la mia idea è creare un manoscritto che non sia solo un pezzo di carta su cui ci sono delle note, ma che diventi una vera e propria opera d'arte. E quindi con una punta di metallo ho scavato fino a rincontrare il bianco nuovamente. Nella prossima immagine c'è un'installazione. Ho fatto 2 CD nella mia carriera, ormai il CD è una cosa che sembra obsoleta, in realtà è un oggetto che io ho usato tantissimo e che è molto bello quando lo usi, perché decidi di dedicare del tempo alla musica. Invece Spotify lo accendi e lo spegni con una facilità incredibile, non ascolti neanche quello che arriva alle tue orecchie, perché tanto lo puoi riascoltare anche dopo in un altro momento, oppure cade la connessione. Invece il CD è lì, lo metti in uno stereo che compri apposta e quindi ci dedichi del tempo. E io ho voluto dare l'idea che il CD sia un'opera seriale. Qui ho costruito delle copertine in un quadro di 2 metri per 1, che sono tutte diverse tra di loro, perché sono copertine fatte in cartone, tela, stampate e dipinte a mano, per cui ognuno di coloro che ha comprato una copia del CD ha la propria copia personalizzata. E qui mi sono confrontato con la fotografia, ero partito dall'idea di fare un video su un brano musicale che avevo scritto nel 2015 dedicato alle vittime del Vajont, e poi per una serie di coincidenze nelle quali mi sono trovato ho visto che la fotografia poteva essere, insieme alla musica e al video, un elemento utile per sviluppare quest'idea, e allora invece di 2 arti ne ho unite 3. La prossima. Siccome il quadro è un elemento statico e è difficile dialogare con il quadro mentre si suona, mi sono rivolto a quella che adesso chiamiamo intelligenza artificiale, un po' è così, che è l'arte generativa. L'arte generativa si serve di programmi, di software che
ti consentono di dare delle informazioni al computer per creare delle figure geometriche che si sviluppano nel tempo, e attraverso un pedale collegato al computer, mentre suono, invio dei messaggi predeterminati al computer, il quale manda le figure geometriche o i colori che si relazionano con la musica in tempo reale. E mi sembra che le foto siano finite, perché adesso vi mostro un video che mette insieme in parte la fotografia, se così la intendiamo, all'interno del cortometraggio, e la possibilità di lavorare contemporaneamente con il movimento, la musica, il colore e ciò che la realtà ci restituisce nel momento in cui andiamo a guardarla in modo artistico. Ho scritto circa 22 anni fa, 23, un brano per 10 chitarre che è rimasto nel cassetto per 20 anni. E a un certo punto ero stufo che rimanesse lì perché non era mai stato suonato, e mi sono inciso a casa tutte le tracce da solo. Ho fatto l'editing audio, il mixaggio, che mi ha portato via 2 mesi di lavoro. E questo brano si intitola La tela di Penelope. Quindi sono andato all'Anificio Bottoli e gli ho chiesto se con la telecamera potevo entrare per riprendere le macchine che producevano la lana, e è stata una figata pazzesca perché mi sono davvero divertito nel trovare tutte quelle relazioni che mettessero, che rimandassero all'idea della corda e che potessero esprimere ciò che nella musica era scritto, cioè questo costruire e disfare contemporaneamente, che è il lavoro di Penelope, che tesseva la tela di giorno e la disfava di notte in attesa che arrivasse Ulisse. E nella musica, in quello che vedete, succede proprio questo. Quindi musica, colore, movimento e realtà cooperano alla realizzazione di un'unica idea che è stata appunto vista da diversi punti, e quindi spero che vi arrivi nel modo migliore possibile. Grazie, buona serata.
Vivere la vita di corsa può essere divertente e stimolante, soprattutto quando la passione diventa condivisione. E se la condivisione diventa lo scopo per aiutare il prossimo, l'idea fa da catalizzatore per portare l'energia a creare quello che è diventato un appuntamento imperdibile durante le feste natalizie. Dal 2017 la Little Run aggrega migliaia di vittoriesi che partono a colorare le vie e le colline di Vittorio Veneto, fin dentro il piccolo rifugio. E grazie alla loro generosità offrono concreti gesti di aiuto. I due poliedrici ideatori hanno svariate passioni, dalla musica all'amore per le terre elleniche, ma lo sport è parte di loro da sempre. Stasera ci racconteranno come Little Run è cresciuta in questi anni, pronta a tornare il prossimo 26 dicembre. A Idee Vive 2024, Deborah Denardi e Alessandro Padovan. Uno deve rimanere seduto, dai. Scusate, devo portarla via. Allora, la nostra idea nasce... Il problema è confrontarsi con quello che abbiamo visto adesso, che sì, è meraviglioso, davvero. Sì, siamo rimasti molto emozionati, davvero. Molto, c'ho ancora molto l'emozione dal video di Marco. Anche l'intervista del dottor Serena, bellissima anche quella. Sì. Noi facciamo qualcosa di estremamente diverso. E di solito parla sempre per prima lei, questa volta parlo io. Sì, sono un po' emozionata a vedere questo video. No, allora, la nostra idea nasce... che cos'è Little Run? Perché sì, non tutti lo adesso sanno. Devi lasciarmi parlare, però, sì. Ok. Boh. È sempre così. Allora, cos'è Little Run? Perché probabilmente qualcuno in sala può anche non conoscerla male, ma può essere... Little Run è una corsa, una giornata, una camminata, una giornata che noi abbiamo pensato di creare il 26 dicembre, quindi il giorno dopo Natale, il giorno di Santo Stefano, che la data sì, non è che nasce così a caso, è stata proprio pensata perché noi cerchiamo di attirare le persone
poi tanti vengono anche perché si sentono un attimo appesantiti dal giorno prima, quindi uniamo un po' l'utile e il dilettevole. Ecco, lei lo dice in maniera scherzosa, ma in realtà è stata una scelta molto ponderata. Abbiamo deciso di fare qualcosa appena dopo il Natale, quando molto, tra virgolette, le persone si sentono più buone, hanno dei sentimenti sicuramente migliori, sono molto più distese e hanno una giornata, quella dopo il 25, in cui hanno mangiato e bevuto e vogliono anche riscattare in qualche modo la loro condizione un po' seduta, e vengono a fare questa cosa che prima di tutto li fa star bene dal punto di vista fisico, secondo fa fare qualcosa di bello per gli altri, quindi in pieno spirito natalizio. E quindi abbiamo deciso di prendere questa giornata e dedicarla sì a quella che è la nostra passione, una delle nostre passioni, che è la corsa, comunque l'attività all'aria aperta e in giro per la nostra bella Vittorio Veneto, però unirla anche al concetto di solidarietà, di fare qualcosa per gli altri. E diciamo che questa passione, facendo un piccolo passo indietro, è vero, quest'anno è l'8ª edizione della Little Run, però prima della Little Run ci sono state altre 2 o 3 cose che ci hanno fatto avvicinare appunto alla Little Run vera e propria. Innanzitutto, appunto, noi abbiamo sempre corso e correndo abbiamo conosciuto un paio di personaggi che ci hanno illuminato sotto questo punto di vista. Il primo di sicuro da nominare è Daniele Cesconetto, il quale ha corso veramente tanto, ha fatto tanto di corsa per donare. Parliamo di un atleta ultra, questo è uno che fa delle robe pazzesche, adesso non ve le sto neanche a raccontare, però magari andate a cercarlo. Una delle ultime cose che ha fatto per raccogliere fondi per le vie di Natale di Aviano, ha corso 63 maratone in 63 giorni su un tapirulan. Folle, però l'ha fatto. Conoscendo lui abbiamo capito che forse quella che era la nostra passione, appunto la corsa, poteva anche ampliarsi, poteva servire anche per fare qualcosa di più bello, di più grande, di più stimolante, di più emozionante, qualcosa che ci poteva lasciare anche qualcosa in più, se non quei chilometri e quella fatica che insomma sì, ti danno anche quello, non è che... Un'altra persona, un'altra associazione molto importante è stata quella degli Amici di Diego. Assolutamente sì. Con loro abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo fatto mezze maratone, spingendo i ragazzi disabili in carrozzina, che quindi corrono la maratona con noi. Noi purtroppo, vista l'età, non riusciamo più a spingerli così forte e quindi abbiamo cercato un altro modo, insomma, di aiutare le persone che queste difficoltà le vivono tutti i giorni. E quindi appunto, legando la passione della corsa, legando la passione del nostro territorio, legando un po' anche il fatto che c'è gente che ci conosce, trasmettiamo un po' queste cose, abbiamo iniziato appunto a organizzare delle corse o degli allenamenti con uno scopo. Quindi la prima volta ci siamo trovati per raccogliere le spese appunto da portare alle vie di Natale di Aviano. Un'altra volta abbiamo organizzato una grande festa, un party per il sorriso per appunto gli Amici di Diego, e avevamo voglia di organizzare una corsa, un evento che poi rimanesse a Vittorio Veneto, un qualcosa che potesse servire per la comunità. Fatalità, quell'anno che volevamo partire con questa cosa, e adesso magari mi emoziono un po', è venuta a mancare un'amica, una mia amica di corsa, e quindi quell'anno... Aspetta, faccio un respiro. Quell'anno abbiamo deciso appunto di organizzare una corsa per ricordare Giorgia. E quindi tipo... Giorgia è venuta a mancare a novembre e ho detto, parlando anche con suo marito, mi piacerebbe, sarebbe bello
possiamo farlo, lo facciamo, e quindi tipo in 20 giorni, prepara, decidi, fai, metti 2 post su Facebook, manda 2 o 3 messaggi e chiedi a qualcuno se ci ospita, chiediamo quindi al Marco Polo, che tuttora è la nostra casa, se ci ospitava come partenza, come ritrovo, come ristoro, e insomma sì, va bene. Quel giorno lì, sempre il 26 dicembre, la giornata era bellissima e sono arrivate un casino di gente, cioè è arrivata una roba, non so se qualcuno di voi c'era quel giorno, ma è arrivato un sacco di gente. E quindi noi prendi fiato un attimo. Allora, sì. Sono arrivate circa 500 persone e questo è stato il nostro inizio, quindi stiamo parlando di circa 9 o 10 anni fa. Arrivano queste 500 persone che noi oggettivamente non sappiamo come gestire, perché per noi deve essere un allenamento comune di tutti quanti. Andiamo, ci troviamo, andiamo fino a Sant'Augusta, andiamo fino a Maren, torniamo indietro con calma, tutti insieme, ok, facciamo. Il problema è che dopo 2 settimane ci ha chiamato il capo dei vigili urbani, ha chiamato lei, perché io non figuravo come organizzatore, e lì abbiamo capito che forse per organizzare un evento del genere c'è bisogno di una struttura un pochettino più importante, se non si vuole finire nei guai giudiziari, evidentemente. E così abbiamo cominciato a pensare seriamente che questa cosa potesse funzionare e abbiamo cercato anche di capire perché stava funzionando, ovviamente, e abbiamo cominciato a ragionare sulla Little Run, o meglio non sulla Little Run ma su qualcosa di un pochettino più strutturato, e quindi abbiamo cominciato a pensare a qualcuno sul territorio che avesse bisogno di noi, del nostro aiuto, del nostro intervento, della solidarietà comunque che potevamo raccogliere, perché 500 persone quella volta lì ci avevano già donato credo oltre 3.000 euro, quindi già quasi 5.000. Quasi 5, ecco, era già una cifra importante. E quindi abbiamo cominciato a pensare a una struttura che potesse comunque aver bisogno di questo. E lì ne abbiamo parlato tra di noi, abbiamo parlato tra alcuni amici e è saltato fuori. È saltato fuori appunto il piccolo rifugio. Io ammetto che prima di 8 anni fa non ero mai entrata al piccolo rifugio, non lo conoscevo come struttura, ma non più di questo, ecco. E quindi noi siamo proprio andati alla porta del piccolo rifugio, abbiamo bussato. Sì, la scenetta è davvero questa. Cioè, è proprio così, andiamo, bussiamo e ci accoglie Natale, Giovanni. Il signor Natale. Signor Natale. Sembra una barzelletta, ma è così, che è il dirigente del piccolo rifugio. Sì, e ci dice, sì, insomma, noi andiamo lì e diciamo, a noi ci piacerebbe fare questa cosa, questa manifestazione, questo incontro, questa corsa, questa camminata, raccogliere fondi e donarli a voi. La sua faccia è stata questa. In che senso? In che cioè senso? lui non aveva assolutamente, ma nemmeno noi forse poi per quello che è successo, non avevamo idea, non avevamo alba di quello che potesse succedere. Lui ha detto, va bene, e che cosa fate? Facciamo una corsa. E quanti siete? E non lo sappiamo. E noi gli abbiamo chiesto solo 2 cose. La prima è che il nostro desiderio era quello di avere, cioè noi volevamo donare qualcosa perché loro potessero avere un qualcosa, comprare un qualcosa, avere necessità di un qualcosa. Non volevamo donare dei soldi per dopo fate quello che... Quindi avevamo chiesto questo e avevamo chiesto la possibilità di passare all'interno del cortile del piccolo rifugio, proprio perché ho pensato, se io non ci sono mai passata, chissà quanti vittoriesi non ci sono mai passati dentro, non lo conoscono, e quindi queste 2 cose. Giovanni è stato, lui ha detto, sì, non c'è nessun problema, e quindi da lì è iniziata, abbiamo cominciato a costruire questa cosa, quindi cosa facciamo, chi chiediamo, perché poi alla fine sì, eravamo noi 2, però ovviamente perché le cose funzionino bene c'è bisogno che ci sia un minimo di struttura. Sì, infatti la nostra storia, il nostro caso è un caso di creazione di rete. Noi abbiamo costruito una rete, abbiamo cercato qualcuno che
ci aiutasse nell'organizzare l'evento, quindi ci siamo appoggiati a Scuola di Maratona, che in questo senso è deputata a organizzare tanti eventi podistici. Abbiamo trovato la casa per la Little Run, quindi il Marco Polo, che è una struttura molto grande che può ospitarci quel giorno, ma in più abbiamo dovuto trovare chi ci forniva da mangiare e da bere. In questo caso un nostro amico è un direttore di un supermercato, abbiamo dovuto trovare uno sponsor, con noi lo sponsor da 8 anni a questa parte, che ci produce gli scaldacollo, che sono poi l'omaggio che noi diamo a tutte le persone che corrono, è Varaskin, che è una nostra amica. Altrettanto abbiamo dovuto trovare chi ci faceva il piano di sicurezza, abbiamo trovato un architetto che ci ha fatto il piano di sicurezza. Tante piccole cose, perché quando si organizza, DJ, quando si organizza fotografo. una cosa, poi ti rendi conto di quante persone e quante professionalità servono. E anche in questo caso, perché quello che volevamo fare noi era una corsa, un evento dove tutto veniva donato, cioè noi non volevamo che nessuno ci chiedesse qualcosa, ma chiedevamo a loro di partecipare con la loro professionalità o con il loro servizio gratuitamente, in modo tale che tutto quello che viene raccolto durante questa manifestazione viene donato fino all'ultimo centesimo, e così è sempre stato. E quindi c'è stata veramente una rete, un aiuto globale di tanti amici e poi amici di amici, e che ogni anno è cresciuto. Per farvi capire dove siamo arrivati, noi abbiamo donato circa, noi, Little Run e voi chi ci partecipa, noi non abbiamo fatto niente da questo punto di vista, abbiamo solo messo insieme le persone, 95.000 euro in quest'anno, che sono serviti per comprare un pulmino. In questi 7 anni. In questi 7 anni, per comprare un pulmino, per arredare una casa e quant'altro, ma questo è perché avevamo degli obiettivi chiari, quindi oltre ad aver costruito la rete abbiamo avuto come obiettivi chiari quelli di una donazione specifica a quell'ente specifico. Volevamo come sotto-obiettivo che tutti cominciassero a conoscere il piccolo rifugio, quindi abbiamo fatto passare la corsa apposta all'interno del piccolo rifugio. Abbiamo avuto anche ovviamente la passione che ci ha guidato, ma soprattutto siamo andati a raccontare questa storia tante volte, la raccontiamo con tanta passione, e soprattutto ci mettiamo la faccia quando dobbiamo rendicontare, perché è fondamentale riuscire a dare, in teoria economica moderna si dice feedback, ormai si dice dappertutto, dare un riscontro, far capire come vengono utilizzati i soldi, in che modo e quanti sono, perché è l'unica cosa per risultare veri e per continuare a riuscire a fare quello che facciamo sempre, da 8 anni a questa parte. Stai andando fuori tempo massimo, Sì, Deborah. dai, ancora un minuto. Niente, quindi quello che noi e chi partecipa poi alla Little Run riesce a dare a questi ospiti del piccolo rifugio, oltre alle cose materiali, perché con i soldi appunto delle donazioni possono fare i massaggi per il dolore, vanno in vacanza al mare, in montagna, grazie all'associazione Scavinato, dei volontari che sono con loro tutti i giorni, e quindi noi non li ringrazieremo mai abbastanza. Fanno il corso di teatro, corso di pittura, ginnastica, fanno un sacco di cose. La cosa bella e davvero è emozionante è che quel giorno loro sono con noi, loro vengono a camminare, noi passiamo dentro casa loro ci fanno il ristoro, ci salutano, sono felici. Cioè, vedere la felicità negli sguardi di queste persone, la gioia di sapere che un'intera città quel giorno è lì per loro e con loro, vabbè, non ha prezzo, e quindi è una cosa veramente figa. Il nostro tempo è scaduto, volevamo solo dire un'ultima cosa, che
ci siamo sicuramente dimenticati di tante persone, però la rete si costruisce anche con i più piccoli. Caterina, che è sua figlia, va in giro per le scuole a fare divulgazione, e tantissime scuole dalle elementari alle medie vengono all'Iterran. E poi abbiamo una cosa, anche quella fighissima, visto che l'ha detto lei, è che il nostro BAF ogni anno è diverso, e c'è un artista, uno scaldacollo. Ogni anno c'è un artista che ce lo fa, e voi siete i primi quest'anno a vederlo, perché non l'abbiamo fatto vedere a nessuno, e questa è l'edizione. Un attimo, questa qui sono tutte le edizioni che abbiamo avuto. Sì, questo è un divano dello sponsor, facciamolo ci vedere. vuole. E questi sono i 7 buff, appunto, dal primo all'ultimo dell'anno scorso, e appunto ogni anno disegnati da artisti creativi diversi, e il loro modo di vedere la Litterran. Ogni buff ha una storia che noi poi raccontiamo ogni anno, è diventato ormai un pezzo da collezione. E quindi quest'anno, eccolo qua, quest'anno mi dispiace che questa sera non ci sia qui Alice dello studio di design di Emo Design di Vittorio Veneto, perché è la ragazza che lo ha disegnato, però purtroppo ha avuto un lutto in questi giorni. E Alice ha visto così, ha voluto raccontare in un grande abbraccio attorno a quello che è l'Iterran, queste persone che si uniscono, girano attorno, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con le proprie possibilità, e quel giorno è un giro di abbracci che porta... Grazie. Scusate che siamo andati. Dopo i primi 3 interventi e in attesa di sentire gli ultimi 2, ci prendiamo 5 minuti di pausa.
Laureato in biologia con specializzazione in patologia clinica, ha maturato esperienze importanti nel mondo della ricerca oncologica. Già direttore del laboratorio Citotest di Rubano e coordinatore dei punti prelievo del Centro di Medicina di Conegliano, è diventato nel frattempo giornalista pubblicista. È redattore dell'Osservatorio Terapie Avanzate, il portale italiano per la divulgazione e l'informazione sulle nuove frontiere della ricerca. Convinto da sempre dell'importanza data alla condivisione delle informazioni al grande pubblico come parte fondamentale per l'accesso alle cure e specifiche malattie, collabora attivamente con l'Osservatorio Malattie Rare, con lo scopo di portare all'attenzione i progressi della ricerca, spesso ignorati e sottovalutati. A Idee Vive 2024, Enrico Orzes. Buonasera. Avete mai sentito parlare della sindrome dei bambini bolla? Ecco, questo è un nome con cui si definisce un raro gruppo di malattie, sono immunodeficienze, sono malattie ereditarie gravi che comportano delle aberrazioni nel sistema immunitario, quindi nel numero e nella caratteristica dei linfociti B e dei linfociti T. Le persone che soffrono di queste malattie non riescono a rispondere nemmeno alle più banali infezioni batteriche o virali. La persona che più di tutte ha contribuito a far conoscere questo tipo di patologie è il bambino che vedete in questa foto, è David Vetter. David è nato nel 1971 ed è vissuto sempre all'interno di una bolla di cellophane. Ora, tutti noi abbiamo i ricordi della pandemia e delle restrizioni ben chiare, quindi sappiamo dare un valore alla parola isolamento. Immaginate un bambino che non ha mai potuto toccare la guancia di sua mamma. David era affetto da un'immunodeficienza legata al cromosoma X. Per lui anche un raffreddore avrebbe potuto essere fatale. E nel 1983 è stato tentato un trapianto di midollo osseo per curarlo. Purtroppo non è andato a buon fine. David ha contratto l'Epstein-Barr, che è il virus della mononucleosi. Per lui ovviamente è stata un'infezione fatale. Ora, la sua storia, che è stata ripresa anche in un film con John Travolta, ci insegna che cosa sono le immunodeficienze, che sono malattie molto gravi e assai pericolose. Esistono almeno 500 geni che sono associati a forme diverse di queste malattie. Un'altra di queste è proprio l'immunodeficienza da deficit di un enzima che è l'adenosin deaminasi, la chiamano ADASHID. È una malattia che provoca circa 10 nuove diagnosi all'anno in tutta Europa, quindi è molto molto rara. Ed esiste un protocollo, c'è una terapia enzimatica, c'è il trapianto di midollo osseo per alcuni di questi bambini. Purtroppo non per tutti, per quelli che il trapianto di midollo non è possibile perché manca un donatore, non c'era fino a qualche anno fa una terapia. Oggi questa terapia invece c'è ed è una terapia genica. Questo che cosa significa? La terapia genica è una forma di terapia avanzata che prevede di utilizzare un vettore virale, quindi un virus, per portare dentro alle cellule una versione corretta del gene da sostituire a quella dove è presente la mutazione. Quindi un vettore virale, un virus che viene svuotato di tutto il contenuto tossico, viene ingegnerizzato, gli viene caricato questo frammento di DNA e viene usato per trasfettare, si dice, entrare nelle cellule e correggere la mutazione. Ora, tenete conto che nel caso dell'ADASHID, per esempio, il frammento è di circa 1400 lettere. L'intero DNA umano è composto da circa 3 miliardi di lettere. Calcolate che la maggior parte delle mutazioni è innocua, alcune possono essere pericolose, basta cambiare poche lettere perché una persona nasca con una malattia di questo tipo. Per fortuna oggi, grazie all'avanzamento della tecnologia e agli avanzamenti delle competenze, siamo riusciti ad avere una terapia efficace. Grazie a persone come Claudio Bordignon, a Luigi Naldini, Alessandro Aiuti, che è il figlio di Fernando Aiuti, che forse qualcuno di voi ricorda per essere quel medico che negli anni 80 e 90 ha contribuito ovviamente alla lotta contro la stigmatizzazione delle persone con HIV.
Ecco, queste persone e molti altri medici e biologi sono stati protagonisti di un ventennio di ricerca per elaborare una terapia genica che sfruttasse i vettori dell'HIV, quindi il virus dell'HIV che viene ripulito del contenuto tossico e usato per curare questa malattia. Nel 2016 è stato approvato a livello europeo Strimvelis, che è la prima terapia genica approvata in Europa e poi anche in Italia, e oggi è disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente per tutti i bambini con questa malattia, italiani ed europei che vengono a Milano a farsi curare. Ed è un grandissimo successo. Io vi dico che fino ad oggi sono stati curati 40 bambini che ora stanno bene. Torno oggi da Roma, dal congresso di terapia genica cellulare europeo, dove uno di questi bambini si è presentato, ha parlato della sua esperienza. È un ragazzino come tanti, quindi va a scuola, fa sport, ha degli amici, ha una prospettiva di vita che David Vetter non aveva. Vi dico questo perché purtroppo qualche anno fa l'azienda che commercializzava Strimvelis ha fatto un passo indietro per questioni di difficoltà produttive e per gli scarsi introiti economici. Ha deciso di rinunciare alla commercializzazione di questa terapia genica. C'era il rischio che Strimvelis uscisse dal mercato e non fosse più disponibile per questi pazienti. Teleton questo non l'ha permesso, è scesa in campo, ha cambiato il proprio status di fondazione e si è impegnata ovviamente nel dialogo con gli enti regolatori per poter svolgere tutte quelle procedure burocratiche e economiche anche per mantenere in commercio la terapia. E ci sono riusciti, stanno continuando ovviamente, è grazie a loro che Strimvelis è ancora sul mercato. I pochi introiti economici li usano per continuare a finanziare la ricerca in campo scientifico, per sviluppare nuove terapie geniche, ce ne sono altre, per esempio per malattie come l'adrenoleucodistrofia metacromatica, che ha un nome impronunciabile ed è una malattia molto rara e molto grave che comporta una serie di segni neurologici gravissimi. Oggi, grazie alla ricerca di Teleton, c'è una terapia genica che è in sviluppo e che la Fondazione sta portando in fase di commercializzazione. Dico questo, io sono un biologo, non ho mai coltivato il linfociti T, non ho mai trasfettato le cellule come hanno fatto ovviamente quelli che hanno lavorato ovviamente allo sviluppo di Strimvelis. Ho scelto di fare il divulgatore scientifico. L'interesse per questi temi ce l'ho perché mio padre è medico, mi ha insegnato il valore della competenza, della professionalità e soprattutto l'approccio al paziente. Il valore di una buona storia l'ho imparato da mio nonno, che era professore, che mi ha insegnato appunto quanto sia importante anche dare divulgazione a questi, non a questi, in generale ovviamente a quello che può essere un buon tema. E questo è un buon tema perché la medicina e la biologia sono ricchissime di storie come questa, storie fatte di persone semplici, di medici, di biologi, di ricercatori, di biotecnologi, persone che svolgono compiti straordinari tutti i giorni, che continuano a fare ricerca ovviamente per arrivare ad avere delle terapie importanti come questa e come tante altre che possono cambiare il futuro, la prospettiva di persone come David. Ecco. È importante sapere questa cosa perché queste sono le idee vive, sono le vere idee e vive che dobbiamo conoscere. Lo sono queste terapie perché da questa conoscenza parte ovviamente la spinta verso un ottimismo, verso una prospettiva anche positiva per il domani. E queste non devono essere scambiate, anzi, con le fake news o tante ovviamente informazioni sbagliate che oggi circolano e che sviliscono il valore della ricerca scientifica, che è quella di creare competenza e soprattutto darci una prospettiva migliore, una qualità di vita migliore per il domani. Grazie.
La cenere dei libri bruciati lascia assieme al grigio della fuliggine lo sconforto per le anime che quei libri racchiudono, ma sotto quella patina di sporcizia si cela la gioia della rinascita, la ripartenza di un treno che è pronto ad accogliere nuovamente i soffi di quelle anime. E quando riparte il treno è ancora più accogliente. Ascoltare il capotreno è esso stesso un viaggio, fatto di generosità e di contatti inaspettati che portano a nuove e impreviste fermate. Il capotreno è formatrice e studiosa di letteratura per l'infanzia, titolare della libreria Il Treno di Bogotà, che ha ricevuto negli anni il premio Andersen come miglior libreria per ragazzi d'Italia. Cura laboratori nelle scuole, prevalentemente di area letterario-narrativa e multiculturale. A Idee Vive 2024, Vera Salton. La cosa bella è che ci sono storie che tornano sempre. Già nella presentazione di prima, ad un certo punto, quando sentivate quella canzone in inglese, compariva una parola che è cenere. Ed è dalla cenere che noi siamo ripartiti. La cenere nella storia ti dà tanti significati, nella storia di tutti i giorni. La cenere potresti riuscire a lavare e rendere pulita anche la tovaglia più sporca, con la cenere si concima, ma c'è una metafora che quando è accaduto quello che è accaduto è venuto in mente a tutte le persone che c'erano vicine, ed era fuori della fenice, perché dalla cenere rinasce. Allora ci sono due cose straordinarie secondo me nella fenice. La prima è quella che sappiamo tutti che rinasce, e la seconda è che con le sue stesse lacrime cura le sue ferite, permette di curare se stessa, di curare gli altri. E quello che ci è accaduto in realtà è accaduto a me, a chi mi è intorno, ma è una comunità. E quindi la prima cosa che per noi è stata importante è stata riuscire a trovare degli ancoraggi, perché due cose fa la fenice. La prima vola e vola sopra e oltre ogni cosa fino al limite delle sue forze, secondo il mito. E la seconda cosa che fa è aggrapparsi, ancorarsi, arrivare alle cose più importanti. E allora la rinascita del treno, che è quella che mi è stato chiesto di raccontare, è stato prima di tutto questo, e le cose importanti, i nostri ancoraggi, i primi, sono stati la comunità che c'è stata intorno. E essere un imprenditore è guardare, l'ha detto chi è venuto prima di me, la rete delle persone che è intorno, è ricordarsi che prima di tutto si è un cittadino in mezzo ad altri. E la cosa più bella di questo essere cittadino in mezzo ad altri è stato tutto quello che è arrivato da subito, da quel mattino e nei giorni successivi. Sono stati per me prima di tutto i bambini. Se mi chiedete perché il treno è riaperto e perché il treno è ripartito, per me la risposta è questa, perché io di mio avrei anche potuto fermarmi, continuare gli altri lavori per cui ogni tanto non mi vedete in libreria e che parallelamente seguo, però hanno dei nomi quei bambini. Per me è stato Filippo che voleva portarmi giù tutti i libri della sua libreria comprati al treno di Bogotà perché avesse di nuovo dei libri da vendere. Sono stati un gruppo di bambini di una scuola materna che a mia insaputa ogni pausa, subito dopo il momento della nanna, si ritrovarono in cerchio a parlare di quello che era successo e di come stavano, non perché gliel'avessero detto le maestre. Sono stati bambini che si sono autotassati e mi hanno portato un pugno di monetine. Sono stati quelli che hanno trascinato dei nonni che facevano fatica a camminare a vedere come stavo il giorno dopo dell'incendio. E quelli sono gli ancoraggi importanti. E tutti gli adulti che sono stati, volevano una mano in un momento in cui tutto quello che c'era là dentro e che io ho scelto di non far vedere perché era il disastro, non si poteva nemmeno prendere in mano perché doveva essere bonificato. E la cosa che è l'altro ancoraggio è tutta la storia del prima, perché 23 anni di storia sono quello che forse ci ha ancorato di più a rimanere e a sognare il dopo. E sono tutte le persone che sono passate e gli insegnamenti che prendi da ciascuna di loro. Quando sono entrata in libreria la prima volta, la prima cosa che ho notato è che in
tutta la distruzione, quello che era rimasto era la ragnatela di un ragno. E Louise Bourgeois, di cui un'amica gli straordinari laboratori da noi mi ha portato per la prima volta la parola, dice che la pazienza del ragno è quella che anche nel momento in cui la sua tela viene distrutta non sta lì a guardare la tela distrutta, ma ricomincia a tesserla. E allora questo era l'altro sensato ancoraggio. E c'era un tempo per tessere quella tela, che era un tempo di impegno per quanto ci riguardava. Ecco, forse quello che ci ha dato la spinta maggiore è stato che a fianco delle storie che passiamo il tempo a raccontare, l'altra parte è che la vicinanza con una serie di cose che fanno parte della storia del treno, perché il treno è anche un punto di biblioterapia e quindi conoscere la parte terapeutica della psicologia ci ha detto che noi dovevamo riuscire a risolvere questa cosa in un breve tempo, perché il lutto ha una sua elaborazione limitata. Entro i 45 giorni sarebbe stata una ferita. E allora abbiamo cercato di mettere insieme tutti quei sogni, quelle idee, quella spinta, quello che ci veniva in quel momento da fuori per riuscire a fare quella ripartenza che poi molti di voi conoscono. E metterla insieme ha significato riuscire a bilanciare quello che c'era e quello che poteva esserci. E una delle cose che è stata scritta nella presentazione di questa serata per quello che riguardava il mio intervento è che la letteratura è leggere un sogno d'altri. E ecco, una serie di quei sogni abbiamo cercato di renderli possibili. Io ho passato una parte del mio tempo a chiedere a tutti quelli che mi erano intorno, che volevano bene al treno, che cosa avrebbero voluto per il treno. E quindi avete trovato che una parte era quella che conoscevate. Ci siamo spesi per ricostruire il mobile del treno soppalco esattamente come era prima, per riuscire a fare in modo che alcune cose che erano quegli ancoraggi di cui dicevo rimanessero esattamente fissi. E poi c'è la parte che è stata più un gioco del sognare, come potevamo far sì che una cosa che potenzialmente era la cenere distrutta diventasse un qualcosa che invece portasse un più. Ed è stato il riuscire a trovare un luogo in cui, se adesso venite, noi siamo frutto di una solidarietà sociale, quindi abbiamo voluto in un certo senso riuscire a restituirla, per cui la stanza che è giù da basso in questo momento per me è un orgoglio più grande di quella che c'è al piano sopra, perché al piano sopra è la libreria, ma giù da basso noi abbiamo messo a disposizione 300 giochi da tavolo da poter provare gratuitamente. Ho dei ragazzi che vengono a studiare perché in centro non c'è un posto dove studiare al caldo senza dover consumare qualcosa. Ho una parte per le mamme e quindi ho quella che per me è la restituzione alla comunità, perché alla comunità noi dobbiamo, se siamo sopravvissuti e se abbiamo continuato a sognare. E l'altra cosa che abbiamo cercato di fare era di pensare di provare a stupire tutti con qualcosa. E allora probabilmente i libri, le storie ti insegnano a sognare e anche a pensare a cose assurde. Credo sia il primo motivo per cui sono qua sopra, quando ho raccontato che in vetrina trovate tanti pezzi di ferrovia in questo momento. E sono perché una libraia a pochi giorni da un incendio ha scritto alla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, raccontando al meglio, perché questa è la capacità che ho, quello che era successo, e chiedendo se gli veniva in mente qualcosa che potesse stupire i bambini una volta che avessimo aperto. E le Ferrovie dello Stato in realtà mi hanno risposto dopo altre 2 settimane dicendo: beh, però potremmo pensarci. Adesso non le so rispondere subito, però ci pensiamo. E nel frattempo mi hanno dato il nome di un'altra persona che è un appassionato di treni, si chiama Flavio, ha organizzato mostre a livello nazionale e internazionale di treni e ci ha portato dei pezzi, non solo, ma ci ha fatto
una di quelle cose che quando dovete rinascere o rialzarvi da qualcosa vi motivano di più, e sono delle promesse di sogni più avanti. Cioè la vetrina che adesso vedete con il plastico, il diorama che c'è, probabilmente fra 2 mesi sarà un'altra cosa, oppure rimarrà, ma in un'altra parte di libreria troverete un altro pezzo di treno diverso, con l'idea che il treno di Bogotà possa ospitare parti di altre vite di treni veri che hanno vissuto in giro per il mondo. Il treno di Bogotà è una storia dove la carrozza si ferma dove sente il desiderio delle persone di fermarsi. Quel leporello che avete visto all'inizio del video era il libro originale di quando noi abbiamo dato il nome alla libreria, ed era particolarmente bello perché veniva da una storia di coraggio, ed è la storia di una casa editrice venezuelana che stampava. Ora immaginate una giornata come questa, no? Dove voi sentite parlare di guerre in tante parti diverse del mondo. Bene, all'epoca in Venezuela si stampava una rivista per tutta l'America Latina che raccontava ai bambini esattamente quello che stava succedendo. Quanto è difficile per noi adulti parlare della guerra, delle violenze, di tutto quello che accade. Bene, loro, per noi, per i loro bambini, trovavano parole. Era una casa editrice così coraggiosa che è stata bruciata 3 volte a proposito di fuoco. E un anno, nell'85, con una casa editrice italiana molto piccola, decidono di fare un atto di coraggio. Scrivono un libro con uno dei maggiori autori italiani dell'epoca, Roberto Piumini, e 2 illustratrici bogotane, che è un libro ambientato a Bogotà, in un momento dove a Bogotà stanno togliendo la rete viaria perché i campesinos non arrivino a protestare. E scrivono un libro in cui il treno è un sinonimo di libertà. Allora, scegliendo un libro che era così, uno non può decidere che invece per un incendio solo si arrende. E quello che è accaduto è stato che settimane dopo le Ferrovie dello Stato hanno risposto, e adesso trovate un prestito perpetuo, perché le Ferrovie dello Stato non possono vendere né donare, una scrivania da capostazione e un vero orologio, e fra un po' forse arriverà anche un semaforo che troverete da qualche parte nella libreria. Ecco, tutto questo è stato permesso dal fatto che in fondo si sia rimasti ancorati a quello che forse stasera voi avete chiamato un'idea viva, e che quindi la cenere non aveva sopito, ma che sia ritornata fuori. E lo dico non tanto perché una persona ci ha creduto, ma perché ci ha creduto intorno una comunità. E in un momento in cui tutte le storie che avete sentito sono in fondo, mi veniva in mente prima, quando tutti quanti parlavano, storie che sì hanno parlato di un singolo, ma hanno parlato di modi diversi di ritornare alla comunità o di reagire rispetto alle cose. Allora, siccome il mio è l'ultimo degli interventi, la cosa con cui voglio chiudere, e visto che in fondo, come chi mi conosce meglio sa, sono più dotata a raccontare storie che a raccontarmi, chiudo leggendovi qualcosa, così l'ultimo intervento vi dà la buonanotte. Ed è lo scritto di un grande raccontatore, un raccontatore che tra l'altro mi ha fatto conoscere un altro grande raccontatore che c'è in questa sala. Il libro si intitola Ogni volta che si racconta una storia, di Marco Baliani. La voce umana è custode della memoria, una memoria narrativa che ricorda attraverso l'immaginazione e che proprio per questo può sempre, incessantemente, reinventare il mondo narrandolo da capo. Quando i libri vengono bruciati o interdetti, quando il potere vuole cancellare la storia o revisionarla a proprio uso e consumo, quando una società vuole stendere un manto di oblio sulle nefandezze appena compiute, allora si attiva un'altra memoria, quella fondata sulla viva voce del narratore. Una memoria che esce allo scoperto, che testimonia un'altra verità, che racconta altre storie. Intorno a quella voce si forma subito un cerchio di orecchie in ascolto, un embrione di comunità. Ogni volta che si racconta spinti da tanta necessità e urgenza, la memoria delle cose narrate si allaccia a sostanze invisibili che abitano in posti molto lontani nel tempo
e che continua ad abitare anche dentro di noi. Ogni volta che si racconta si fa rivivere un'antica esperienza. Siamo ancora lì, nel fondo oscuro delle caverne delle origini, quando qualcuno cominciò a danzare una storia davanti a un fuoco, aggiungendo ritmi e suoni che uscivano dalla bocca e si facevano parola. Ogni volta che si racconta una storia si ritorna dentro quella spelonca, aggrappati tutti insieme a quella voce che ci riempie di uno stupore conosciuto, quello del ritrovamento. Scopriamo che quell'emozione, quella sensazione, quell'esperienza rinnovata ora dalla voce che racconta, l'abbiamo già vissuta, non solo nel nostro breve arco di vita, ma in secoli e millenni di eoni precedenti. In quei momenti riaffiora l'eco di strumenti legnosi, il battito di piedi danzanti e insieme alla gioia del ritrovamento torna la memoria della paura che da sempre ci ha accompagnato. L'antico terrore che viene su dalle forre, dai viali deserti, dalle steppe o dai quartieri di periferia. Forse fin dall'inizio il racconto è servito anche ad allontanare questa paura ancestrale, legata a doppio filo alla nostra specie fragile, senza zanne, senza artigli, con cuccioli che dipendono dagli adulti per un tempo troppo lungo. Per questo ogni narrazione, al di là dei contenuti che veicola e anche al di là delle intenzioni del suo narratore, ha sempre una funzione terapeutica. Mette in relazione gli esseri, ne svela la comune umanità. Raccontare è sempre anche raccontarsi. Con la storia di Vera si concludono le idee vive di quest'anno e speriamo di avervi coinvolto. Abbiamo cercato di portare cose molto diverse su questo palco. Ringraziamo Luca, Serena, ringraziamo Marco De Biasi, ringraziamo Ale e Debbie, che per me sono una cosa sola, non hanno nome e cognome, sono Ale e Debbie. E ringrazio Enrico Orzes e Ton che ha chiuso questa nostra serata. Una serata che io sono felice di dirvi, anche di fare qualche ringraziamento, perché è stata possibile grazie alle aziende che ci hanno aiutato, a Serena Wines, che soprattutto è felice di dirvi che poi alla fine ci aspetta nella caffetteria del teatro per una bicchierata proprio offerta da loro, e quindi che ringraziamo ancora una volta. A Banca Prealpi, agli altri sponsor, a Vapsinta, alla Baiana Gioielli, alla Metoda, alla Brema Group, allo Studio Cabra, a The King Arredamenti. Un grazie a tutte le persone dell'Associazione Vivali che questa sera vi hanno offerto quello che noi speriamo sia stato uno spettacolo che abbiate apprezzato. E me lo sono scritto perché è una cosa che ha scritto un altro Alessandro. Lui ha vergato più di qualche pagina che è rimasta nella storia e le sue idee sono rimaste vive per un bel po' di tempo. E al termine del suo libro più famoso, che tutti noi abbiamo letto almeno una volta a scuola e che abbiamo amato o odiato, spesso odiato, scrisse che Idee Vive ci è parsa da subito un'occasione per riunire tante storie brillanti in un'unica serata, la quale, se non vi è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi si è presentato su questo palco e anche un pochino a chi l'ha organizzata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete, non l'abbiamo fatto apposta. Grazie.